Buongiorno Gianni. Buongiorno, c'è una signora davanti qua, parla pulito. Noi siamo puliti. Ecco, che volevi spiegare? Ti volevo dare una spiegazione perché ho sentito prima quella persona di Bologna, ti dovevi fare un test per vedere se era napoletano. Sì, ma scherzando un po', ecco, però vabbè, dimmi. Sì. No, pure io sto scherzando, anzi. Sì, dimmi. Niente, ma il problema non è sapere come si dice vagina in napoletano. Vagina. Il problema è sapere perché si chiama così. Ma puoi dirlo come? Pucciacca, ecco. Marca la conosce questa parola. Sì, vabbè, sì, tanti anni a Napoli. Niente, c'era mio zio che mi dava una spiegazione e diceva: se una persona non sa perché si chiama Pucciacca realmente, non è napoletano. Allora questa persona ti deve dare la spiegazione perché si chiama Pucciacca. Ecco, spiegacelo tu, perché... mo te lo spiego subito. Intanto abbiamo già detto 100 volte Pucciacca, che non si potrebbe dire. Vabbè, ma se si può dire. No, per me si può dire, però voglio dire, in tutto questo è ripartito autocensurandoti e poi l'hai detto. Veniamo alla spiegazione di quella cosa lì. La spiegazione direttamente, vai. Allora, in effetti, a Napoli un colpetto, una botta, noi lo identifichiamo come un pu, giusto? Pu. È un colpetto, una botta. Con la P. Pu. E quando diciamo così la donna è un po' eccitata, quando riceve il colpetto, la vagina fa ciac. Hai capito? Puoi prendere un pezzo di Gigione, non lo so, caro Papa Francesco, dobbiamo fare un momento dopo, dobbiamo purificarci. Quindi allora, la spiegazione è questa: il colpetto pu riceve ciac. Hai capito? Sento, voglio, io t'ho capito, però insomma voglio dire, vediamo, quindi da lì poi è diventato questo nome qua, perciò si usa, cioè partendo dal suono? Sì, dipende dal suono. Ma voi eravate informati su questo? Ma Palligiano non sa nulla, tu? Pu! No, che faccia pu e chiac forse lo sappiamo in molti, però dobbiamo capire se veramente... E questo te lo diceva tuo zio? Sì. È ancora in vita, spero di sì. No, purtroppo no. Mannaggia. Va bene. Guarda che non si sbagliava mai, No, ma potrei domandarti perché l'altra cosa si chiama pesce, ma preferisco fermarmi qui. Ecco, perché chissà poi che verrà fuori. Non te la posso dire perché non me l'ha mai spiegata sta cosa. Va bene. Senti, noi ti ringraziamo, Barca è entusiasta, ti fai complimenti perché tanti anni a Napoli non c'era mai arrivata.